Grazie, grazie. Prendiamo la linea dunque da Udine. Sì, gesti scaramantici anche nello sport ci vogliono proprio per cercare di combattere, no? Quelle cose che poi la sfortuna ogni tanto, anche se nello sport c'è chi la va a cercare la sfortuna e chi non la cerca, però insomma ogni tanto bisogna fare anche questo. Allora, innanzitutto presento le mie due assistenti, qualcuno dice le mie due badanti, Eleonora e Elena, questa sera vestite da piratesse, mentre io per stare in tema di carnevale mi sono vestito da Gargamella, perché in mezzo alle due gatte Gargamella ci sta molto bene. Ma abbiamo anche importanti ospiti prima di collegarci con lo Stadio Friuli, perché con noi abbiamo, pensate, gli amici dello stile Alfa Romeo, Friuli, Venezia Giulia e Veneto Orientale. Parleremo con loro di motori, di guida sicura, insomma tante cose. Intanto vi ringrazio per essere qui ospiti con noi. E allora andiamo subito, perché il tempo è tiranno, andiamo subito allo Stadio Friuli di Udine per sentire le ultimissime da Eddie Pertoldi, Udinese Cagliari tra pochi minuti. Dunque Eddie, le novità quali sono? Sì, innanzitutto diciamo che il tempo questa sera non è clemente, non piove più, la temperatura è accettabile, sono 8 gradi, quindi si assisterà almeno dalle tribune in una condizione leggermente più favorevole rispetto alle ultime esibizioni casalinghe. La novità è che in panchina questa sera troviamo Barreto, e trovarlo in panchina è già una grossa novità, considerato che da un anno praticamente sta attraversando un vero calvario il giocatore brasiliano. Per il resto Asamoah non è stato neanche convocato, quindi non lo troviamo neppure seduto accanto a Guidolin, probabilmente, visto che ha avuto quel problema alla spalla, ha preferito il tecnico di Castelfranco tenerlo magari per giovedì prossimo, per l'incontro che si disputerà a Salonicco. Non ci sono molte persone, quindi l'appello di fare un posto, almeno per il momento, pare essere caduto nel vuoto, ma di queste cose magari avremo modo anche di parlarne, di spiegare un po' questo problema che naturalmente va affrontato. Vediamo le formazioni, ci sono già state consegnate, iniziato al Cagliari, naturalmente l'allenatore il signor Ballardini, in campo ci andranno questa sera Gazzi, Pisano, Canini, Astori, Agostini, De Sena, Ekedala, Nainggolan, Thiago Ribeiro, Piniglia e Cossu. In panchina ci sono Avramo, Fariaudo, Perico, Gozzi, Cepellini, Ibarbo e Larridei. È incredibile che mettano in panchina Ibarbo, un giocatore che sarà uomo mercato sicuramente quest'estate. Vediamo l'Udinese in campo con Andanovic, il trio difensivo composto da Benatia, Danilo e Domizzi, a centrocampo Basta, Fernandez, Pazienza, Di Armero e poi Torgi dietro a Floro Flores. In panchina Padelli, Ferronetti Coda, Pasquale Battocchio, Fabrini e Barretto. È stato chiamato a dirigere l'incontro il signor Celi di Campobasso, sarà coadiuvato dai giudici di linea Giacchero e Comito, quarto uomo Garigliucci. Bene, grazie Eddie, come sempre poi nel corso della pagina sportiva del telegiornale andremo a realizzare il servizio, speriamo insomma che l'Udinese ci regali questi 3 punti importanti. Poi ricordiamo, come l'ha sottolineato anche Eddie adesso al telefono, c'è l'importante sfida del return match di Salonicco contro il Pau. Purtroppo i tifosi, l'hai detto anche te, insomma, non hanno risposto all'appello di Patron Pozzo, ma noi sappiamo che l'Udinese quando si mette i risultati anche li fa. Grazie Eddie, dunque ci vediamo poi più tardi io e te per seguire, speriamo una bella partita. Allora, dal calcio passiamo ai motori, come detto, ospiti in studio qui a Udine gli amici dello stile Alfa Romeo e andiamo a conoscerli. Cosa dici Elena? Perfetto. Tu sei un alfista? Non sono un alfista. Non sei un alfista, allora però se non sei Però un alfista posso andare a però conoscerli. mi danno appunto, almeno così mi hanno detto. Comunque sempre il gruppo Fiat con la bellissima Elena che ci passa davanti. Invece Eleonora cosa ci racconta Eleonora? Eleonora è un alfista, ti piace l'Alfa Romeo secondo te? Ti piace come macchina? Convivo con un amico, quindi... Beh, insomma, capito, punto di partenza, un punto di partenza. Partiamo da basi solide. Grazie per averci invitato, grazie per averci chiamato qui stasera. Io mi presento, sono Rodolfo Frausin, presidente di Stile Alfa Romeo. Oggi siamo qui ospiti con una delegazione appunto di Stile Alfa Romeo e ci presentiamo, penso, uno a uno. Passerò il gelato a ognuno di noi. Passo prima di tutto a lui. Ciao, io sono Randy. Ciao, io sono Golo Antonio, caposezione Treviso. Benissimo, tu arrivi dal Veneto Orientale, primo tassello per quanto riguarda poi il futuro di questo club. Come si dice? Il primo inizio a una grande crescita. Bene, e questo mi piace, già cominciamo bene. Poi vicino a te Duca chi c'è? Io sono Gianni Lant, vicepresidente e responsabile zona di Udine. Benissimo. Ciao, io sono David, referente per il Pordenonese provincia. Ciao, Medico sono... invece centro seria, cos'è che fai? No, sono semplice membro del calcio, club. No, finito. Solo motore, Anche te hai mollato. Sì. Bene.
Ciao, sono Antoine e io sono un nuovo socio, diciamo. Una new entry. Una new entry da poco. Vicino a te? Presente Riccardo, socio. Giovanni Adalberto, nuovo socio. Ciao, sono Lilli, faccio parte dello staff. Bene, staff tecnico, mentre la Polito cosa ci racconta? Sonia, sono una dei fotografi. Lei è fotografo ufficiale. Gabriella, io sono tesoriere dell'associazione. Lei è quella che deve tenere i skate perché devono tornare i conti. Io sono Eric, l'apripista ufficiale. Bene, che non prendi però i birilli perché apri la pista bene, perfetto. Ciao, sono Martina, socio. E dopo aver conosciuto i soci, torniamo con il nostro presidente factotum, insomma quello che è l'anima, possiamo dire, ufficiale di questa associazione. Che iniziative ci sono nel 2012? Beh, abbiamo un calendario sociale ampio, principalmente come attività sociali noi abbiamo i nostri raduni che diciamo andiamo a svolgere ai 4 lati di quello che è il nostro territorio, quindi Trieste, l'Isontino, il Trevigiano, il Pordenonese, cominceremo la stagione a maggio. Ecco, tra l'altro, scusa, prego la regia di preparare le immagini relative alla stagione 2011. Ecco. Dicevamo appunto, qua noi, in questo caso qua, le immagini che stiamo vedendo sono relative a eventi non organizzati da noi, ma ai quali partecipiamo attivamente, cioè delle serie che noi non solo ne organizziamo, ma appunto aderiamo a sostegno della nostra attività di club. Quindi in questo caso parliamo di Monza, un appuntamento per noi fisso, partecipiamo ogni anno, quindi promuoviamo anche la sicurezza stradale dal punto di vista del provare le vetture in pista in totale sicurezza, quindi anche una questione educativa, se vogliamo, sotto questo punto di vista. Va sottolineato che in Friuli Venezia Giulia non è che ci sia granché di autodromi, anzi non ce ne sono proprio. No, però andate in quel di Tolmezzo. Esatto, noi siamo contenti di poter dire tranquillamente, siamo degli amici dell'associazione della Carnia Racing, abbiamo avuto modo di conoscere Alessandro che ha organizzato per noi al Fisti uno splendido Prodorutti. Carissimo amico. Esatto, è stato un grande perché ha organizzato assieme ai ragazzi a Carnia Racing uno stupendo raduno appunto da Tolmezzo, un raduno solo 2 giorni, ci siamo divertiti tra pista a visitare gli splendidi panorami di quelli di Tolmezzo e non vediamo l'ora di ritornarci, e proprio sulla pista di Tolmezzo abbiamo intenzione di sviluppare assieme a lui delle bellissime iniziative. A livello di numeri, quante persone compongono il vostro club? Allora, è una bella precisazione. Allora, siamo 69 soci, però noi ci teniamo a specificare una cosa, che il coefficiente fra socio attivo e socio non attivo è più alto della metà. Quindi vuol dire che ad ogni incontro, ad ogni raduno, ad ogni evento che noi promuoviamo, sicuramente abbiamo dai 25 ai 30 equipaggi. Questo qua è una cosa molto importante perché tante volte vediamo club di 1000 persone sulla carta dove in realtà vedi sempre 10-15 di... Una domanda tecnica, secondo te queste due che ho vicino sono adatte per guidare un Alfa Romeo? Anche se lei ha la Mito? L'abbigliamento, no? Togliendosi i tacchi e sicuramente mancano dei guanti per la sensibilità al volante. Per il resto può andare bene, sì. Insomma, può andare bene. Tu non vedi l'ora, ti vedo perché freni, non vedi l'ora di andare a guidare un Alfa Romeo, insomma. A trazione anteriore o posteriore? Anteriore, no? Poi sono bambine, insomma, devono ancora imparare, perché noi magari siamo ancora un po' spericolati, mentre queste giovani fanciulle proprio le vedi un po'. Partiamo dalle basi. Dalle basi. Una domanda che la Mazzarri vuol fare al Duca. La contessa Mazzarri cosa vuol chiedere al Duca? Quale sarà il prossimo evento in programma? Che brava. Prossimo evento in programma, materia freschissima, diciamo un po' teniamo un po' le alone del mistero, perché sennò si svegliano subito le carte. Però sarà un raduno molto bello, in una zona dove non l'abbiamo mai fatto, coinvolgeremo la provincia di Udine. Non possiamo dire la meta finale perché noi... È ancora un po' in... No, la meta finale l'abbiamo già scelta, però noi come club ci piace tantissimo collaborare con le istituzioni, quindi dobbiamo appunto lavorarci sopra, ma vogliamo sicuramente offrire a chiunque verrà ai nostri raduni la possibilità di cogliere la bellezza delle location che la nostra regione è in grado di offrire. Quindi non è solo... Venezia Giulia, qualcosa, noi abbiamo una bellissima regione, ai 4 venti, come si dice, ai 4 lati, che merita di essere visitata a 360 gradi. Esatto, difatti noi cogliamo la possibilità di far conoscere anche a gente che è venuta da Milano, dalla Toscana, abbiamo avuto l'onore di averli con noi ai raduni, di promuovere anche l'immagine della nostra stessa regione.
questo qua. Invece Elena, che abbiamo esattamente 60 secondi ancora a disposizione, cosa vuoi chiedere al Presidente? Come si fa a diventare soci, magari, se qualcuno è interessato? Semplicissimo, requisito fondamentale: amare l'Alfa Romeo, questo sopra ogni dubbio. Abbiamo una segreteria, abbiamo il nostro sito internet www.stile Alfa Romeo, si scarica un modulo, uno lo compila, ce lo restituisce via email a stilealfaromeo@gmail.com. Sul sito comunque ci sono tutti i contatti. La quota è assolutamente alla portata di tutti, visto anche il periodo, parliamo di un'inezia, e si diventa socio. Ricordiamo che non è fondamentale possedere un Alfa Romeo, ma l'importante è amare il marchio, perché noi andiamo a fare promozione del marchio sul campo. E allora, caro Duca, io ringrazio te e tutto il tuo staff. Siamo noi che ringraziamo voi. Ma lui guida l'Alfa Romeo, insomma, non guida Fiat, guida questo. Molte grazie a voi, veramente. Ti ringrazio per la partecipazione, cercheremo un po' di seguirvi nei prossimi eventi e, insomma, il tempo purtroppo, come si dice in questi casi, è tiranno, dunque il nostro tempo a disposizione, gentili telespettatori, è terminato per la prima parte, poi ci sarà Franco Terenzani con il basket, sempre insieme. Gargamella no, perché va allo stadio, però Legattone vi consiglio. Complimenti, una battuta al volo, meritano fare la TV queste due ragazze. Sì, però al Fist prima. Al Fist. Fist prima. Al Fist, benissimo, con filtro o senza filtro, non si sa. Va bene. Allora è tutto per il primo collegamento, scheda tecnica su Maniago, dunque il paese dei coltelli, il paese dei Curtés. Andremo a fare dunque la scheda paese su, dopo la pubblicità, scheda paese su Maniago, poi la linea torna a Pordenone, i colleghi Perosa e Loretti, e come si dice in questi casi, alle Udin per in bang. Arrivederci, a più tardi con Franco Terenzani.